buonasera a tutti, benvenuto a Gabriele. Gabriele, ci sono, insomma, ti ha già presentato Mario, quindi io entrerei anche subito nel dialogo che così vogliamo fare questa sera per scandagliare un po' questi temi. Direi che ascoltando anche Mario sono sicuramente alcune parole, quelle che sono state ripetute con più forza e che sono l'identità sicuramente, i misteri, il futuro, coniugato però assolutamente legato alla memoria. E Mario poi leggendo, insomma, ha detto che tu sei, come dire, prosegui lo studio e sicuramente l'opera intellettuale di 4 persone che sono state molto molto importanti per questo territorio. E allora partirei proprio da qui, no? Da questa frase che mi sono segnato mentre Mario la leggeva. La verità di Gilberto, il suo fascino, sta nella vastità del suo percorso intellettuale, sospeso tra sogno e forse nata indagine delle fonti, eco creativa delle intuizioni poi di Monsignor Biasutti, in sintonia con i suoi coetanei Renato Iacumin e Remo Caccitti, in una congiuntura della vicenda friulana che necessitava di attingere direttamente alla sua fonte sorgiva per ritrovare le ragioni profonde della propria sopravvivenza. E allora andiamo subito alla parola che ho anche pronunciato prima, che è la memoria. E ricordando proprio anche questi padri, cioè la memoria, quanto in questo momento secondo te è a rischio e quanto contiene, quanta responsabilità contiene? Funziona anche questo, mi sentite? Perfetto. Così non ci passiamo rischi di influenza o cose varie. Siamo ancora reduci dal Covid. Tanto grazie dell'invito e mi piace sempre quando ricevo presentazioni così generose dire che riferire un'esperienza che ogni uomo sposato fa, e cioè che mia moglie cose così belle non me le ha mai dette, quindi insomma vale sempre la pena di ritrovarsi per una conferenza, se non altro per sentirsi fare complimenti che dopo il matrimonio uno non è più abituato a ricevere. Invece, per tornare più seri, la fragilità della memoria. Beh, innanzitutto quello che si può dire della memoria è una cosa semplice. È che è semplice quanto lo è resistere alla morte. Perché di fatto la memoria è qualcosa che ci contraddistingue come esseri umani e che ci distingue dagli animali. Laddove per gli animali vi è esperienza, vi è tutt'al più ricordo, per noi c'è la memoria, cioè c'è un conferimento di valore al ricordo e al passato. E questo conferimento di valore è funzionale a non perdere una quota del passato. Ma questo è un processo assolutamente innaturale, non è nell'ordine delle cose. C'è chi pensa che la memoria sia nell'ordine delle cose. Nell'ordine delle cose, viceversa, vi è la dimenticanza. Vi voglio fare 2 esempi molto veloci, ma che aiutano forse a capire quanto questo processo sia innaturale e dunque quanto sia fragile, quanto richieda di essere esplicitamente determinato e intenzionalmente perseguito. Chiamerò alla vostra coscienza 2 casi che si svolgono più o meno negli stessi anni. Il primo è quello di Venzone, che voi conoscete bene. Venzone viene travolto da un terremoto che lascia, come sapete meglio di me, pressoché nulla di quel centro monumentale. La definizione del Ministero dei Beni Culturali era di Venzone come di un'unica unità monumentale. Vi è un intervento di conferimento di valore da parte del mio maestro Remo Caccitti, che considera non macerie le pietre che erano
state diroccate dal terremoto, ma appunto pietre scomposte. E in un piccolo video che mi ha passato Renzo Nadalini, in cui lo si vede giovane proprio nella Venzone scomposta, Caccitti dice che rimettere al loro posto quelle pietre è uno sforzo interno alla difesa della lingua friulana, che sembra un assurdo, ma costruisce un ragionamento che conferisce valore. Dice come la lingua può essere sia lo strumento per comunicare, sia anche il modo di esprimersi, cioè di esprimere la propria identità. Così, ancor prima della lingua, che è stata per molti secoli appannaggio dei dotti, erano i luoghi a esprimere l'identità delle persone. Dunque, ripristinare quei luoghi equivaleva a difendere la lingua. E da quel momento le pietre scomposte di Venzone non erano più macerie sconfitte, ma erano appunto quote di un'identità da ricomporre. Negli stessi anni e senza terremoti la mia città, Milano, si apre alla globalizzazione. Intuisce attraverso le sindacature socialiste l'idea di essere un po' un centro di design, di moda, di lusso, di centro europeo, e si butta a capofitto in questa corsa, senza conferirsi nessun valore, se non come occasione di profitto. Nel giro di una generazione, cioè di una ventina di anni, Milano perde totalmente la sua identità. E oggi è un luogo accogliente, aperto, ma che non dice più niente. E in questo momento in cui le circostanze in cui viviamo mettono a rischio quelle fasce di mercato di cui Milano era la capitale, perché i dazi dagli Stati Uniti, il blocco con la Russia, la crisi anche nel Medio Oriente che rallenta, Milano non dà più senso. Perché andare a Milano? Vediamo dei flussi che calano. Allora, che cosa voglio dire con tutto questo? La memoria, l'identità, il valore costano. Costano un esercizio intenso di fatica, non sono strutturali. E i nomi che avete fatto sono i nomi di pionieri rispetto ai quali io ho dei debiti enormi, ma che se non vengono protetti, se non vengono rilanciati, studiati, anche messi in discussione, se non c'è questo sforzo di valorizzazione, nel giro di pochissimi anni saranno memorie di alcuni, ricordi di alcuni e infine voci su qualche dizionario, ma privi di significato. Scusa, gli esempi che hai fatto, no? Mi fanno venire in mente sicuramente un collegamento anche con il futuro, perché poi hai parlato di Milano e del fatto che insomma, non è più così interessante come poteva sembrare, mentre invece l'esempio che hai fatto del terremoto e quindi il cantiere, diciamo così, di Venzone non era più soltanto le pietre, ma era anche, poi insomma c'è stata la ricostruzione del Duomo, che è stata anche quella molto significativa, è un esempio mondiale proprio per come sono state enumerate le pietre, eccetera. Quindi la domanda è questa, perché poi per guardare al futuro e per guardarlo come nel caso appunto che hai voluto fare come esempio della città ricostruita, è importante e fondamentale usare la memoria come energia e, hai usato una parola prima, esercizio, e quindi io uso palestra per guardare al dopo? Assolutamente, cioè la memoria o è un investimento per il futuro, o è passatismo, o è musealizzazione, ma il museo non è memoria, semmai è luogo di conservazione. Qui non si sta parlando di archiviare dettagliatamente l'esperienza aquileiese, qui si sta parlando di guardare ad Aquileia come
l'architrave di un'architettura del Friuli di domani e di dopodomani. Perché il punto è tutto qui. La memoria o esprime una funzione, o induce a un traguardo, o non è vera memoria. Perché ci ricordiamo alcune tappe della nostra vita? Perché quelle tappe continuano a dare significato al nostro presente e a orientare il nostro cammino. Quando quelle quote del nostro passato cessano di avere una funzione nell'immaginazione del nostro futuro, le dimentichiamo, semplicemente. La memoria è proiettata nel futuro e a mio giudizio questo dato può generare un qualche equivoco. Qui non si tratta di dire, siccome Aquileia era un centro monumentale, siccome il cristianesimo aquileiese era insigne, allora lo riproponiamo. No? Cioè indossiamo i costumi del passato. No, qui il punto è, in un'epoca che si sta disgregando, che dimostra, come dire, tutte le crepe di un modello di globalizzazione privo di struttura ideale, per non essere travolti per la seconda volta dopo l'andata della globalizzazione, dal ritorno di questi cocci, avere una coscienza, un ideale, avere un'identità che dice qualcosa di noi può essere lo strumento con cui andare avanti, con cui intuire una direzione su cui costruire. E allora mi ricollego proprio a queste tue ultime parole, perché hai parlato della globalizzazione e comunque in generale io parlo anche di guerre, di quello che sta accadendo nel mondo. Mi collego anche a delle proposte di attualità che sono state fatte nelle ultime settimane. E anche qui, scusa Mario, mi sono segnato un'altra frase che hai detto prima, perché appunto mi aveva fatto ricordare questa proposta. Erano stati affascinati, dice Mario, da spirito e accoglienza di tolleranza, no? Parlando sempre di Aquileia, e che avevano intravisto suggestioni dal crogiuolo di culture e religioni che riaffiorava dai lacetti che andavano svelando e che loro stessi si sforzavano di evocare con una rilettura degli eventi per nulla nostalgica o repressiva. Nelle scorse settimane un'associazione, la Mitteleuropa, ha proposto Aquileia come centro dove parlare appunto o fare delle trattative di pace. Tant'è che poi questa cosa che sembrava così buttata là, che noi abbiamo ripreso come giornale, nei giorni successivi ho visto che è stata ripresa da alcune agenzie russe come la TASS, come altri giornali quotidiani appunto russi. Cioè questa idea di pace, di rendere Aquileia così simbolo anche, no? Di pace, non è un'idea peregrina? Allora, no e sì. No per quel che riguarda l'Aquileia storica, cioè si è detto da principio che Aquileia è la culla del concetto stesso di Mitteleuropa. Questa non è un'intuizione mia, ma è un dato di fatto, cioè nella disgregazione dell'impero romano di Occidente il cristianesimo aquileiese aveva saputo organizzare una regione culturale, una regione cristiana che di fatto dà il substrato su cui poi si innesterà la Mitteleuropa. Aggiungo anche che Aquileia era il crocevia mittelmediterraneo, se vogliamo, molto più di Roma, perché era la via intermedia dei commerci da Alessandria d'Egitto. Alessandria d'Egitto non sfociava su Roma, su Ostia, per capirci, sfociava su Aquileia. Quindi il vero nesso nell'architettura del Mediterraneo antico tra il nord e il sud era ad Aquileia, quindi c'è questa duplice direttiva. Quindi assolutamente no, Aquileia è, a mio giudizio, un luogo diplomatico per eccellenza, proprio perché quest'anima di confine anche tra l'Occidente e l'Oriente, tra il mondo romano e le popolazioni germaniche e slave, Aquileia sta lì dove oggi stanno tutte le urgenze, quindi assolutamente no, è un luogo molto più indicativo e molto più ragionevole di altri. Ma è per il momento velleitaria la proposta perché per Aquileia attualmente manca una comunità politica, è necessario dircelo. C'è l'Aquileia antica, ma oggi attorno all'Aquileia nella contemporaneità non c'è un'aggregazione politica.
che non è una carenza istituzionale, cioè qui il sindaco non vorrei che la prendesse come un rimprovero personale, che naturalmente non è, ma non c'è la coscienza politica del valore della storia di Aquileia. E questa è una coscienza che si può avere o a livello regionale o a livello nazionale. Sul livello nazionale nessuno di noi investirebbe molto in questi tempi o in tempi anche passati, a giudicare dal futuro che ci aspetta. Su quello regionale? Su quello regionale mi parrebbe ragionevole pensarci. Io vi do un dato al momento. Al momento sul cristianesimo aquileiese c'è una regione che ha molto investito, che ha investito nel giro di 2 anni 370.000 euro, che non è molto, ma che è un buon investimento. È la regione Puglia. Quindi dovreste questa proposta farla veicolare dal governatore emiliano, che magari se ne farebbe anche latore volentieri, e che a tal punto ha capito l'importanza del cristianesimo aquileiese nella cristianizzazione dell'Adriatico, che vuol dire nella definizione di tutta l'identità occidentale, come dire, dell'Italia adriatica, ma anche di tutti i mondi adriatici non italiani. A tal punto ha capito la regione Puglia, e mi piace sottolinearlo, che ha nel gonfalone un ulivo, no? Cioè simbolo di quei territori. A tal punto la regione Puglia ha capito le ricerche di Pressacco, che ha finanziato e ha premuto insistentemente per la sottoscrizione di un accordo sul tema Furlana-Taranta, e quest'anno ad agosto la regione Puglia finanzierà la trasferta della notte della Taranta ad Aquileia. Quindi per renderla meno velleitaria, direi, si può proporre alla regione Puglia di farsi portavoce di questa proposta di fare di Aquileia il mediatore o il luogo per dei dialoghi di pace. Aggiungo anche che a tal punto l'ha capito. Però che lo proponga la Puglia per Aquileia è un po'. Questo io cioè, mi dispiace per il sindaco che è qui, però lo devo dire, scusami. Ma non a me, nel senso io posso dire di avere lottato, non scientificamente, perché io qui non ho molti meriti da raccogliere, però nel generare un po' di rete perché questa cosa partisse. Ma aggiungo anche, su questo vi prego di stare attenti, che l'hanno a tal punto capito che l'accordo non è da Aquileia al Salento, ma dal Salento ad Aquileia. E questo dal loro punto di vista è ragionevole, anche perché quell'imbarcazione che portava i cristiani da Alessandria a Aquileia certamente andò da sud a nord, ma è chiaro che Aquileia fu la capitale di tutto il cristianesimo adriatico, e questo loro l'hanno capito. E siccome trovano ampio spazio libero, fanno l'unica cosa che ragionevole. Però scusami, perché poi in quello che dici io vorrei approfondire, perché mi sembra che ci sia anche così qualche frecciatina che però... No, mai sia, noi storici non usiamo far frecciate a nulla. Cioè che Aquileia trova più interesse fuori dalla regione rispetto al nostro territorio. Ma lo sottoscrive il sindaco. Lo sottoscrive il sindaco, quindi posso tornare a nascondermi come d'abitudine accademica dietro qualche Hai lanciato altra... il sasso il sindaco, vedi? No, allora io quello che dico è questo, cioè in questo momento, per 1000 motivi, se c'è un luogo, a mio giudizio in Europa, che può avere, che è al crocevia di tutto quello che ci sta capitando, perché di nuovo siamo sulla frontiera renana, un po' spostata, d'accordo, ma di nuovo siamo lì, come nella crisi dell'impero romano d'Occidente. E di nuovo Aquileia, non più per mandare legioni, ma certamente come primo punto di rappresentanza e di dialogo, è la sede ideale. Di nuovo il Mediterraneo sta minacciando di spaccarsi più di quanto già non sia. E ancora una volta Aquileia è un luogo che era la testa di ponte del Mediterraneo antico. E se c'è un luogo oggi che è rappresentativo per una possibilità di, come dire, ricucitura, ma anche luogo creativo per elaborare nuove geografie, non solo culturali, ma proprio politiche, la Mitteleuropa, che
che dall'Unione Europea vive di una vita propria, ma anche il mondo adriatico, che è naturalmente interconnesso, perché l'Adriatico non è esattamente un oceano. Menziono qui l'assessore Amati che mi ha detto: ma perché non estendiamo questo progetto aquileiese? Perché loro hanno finanziato un primo progetto il cui titolo ho suggerito io e che era da Alessandria ad Aquileia. E lui mi ha detto: ma perché non lo allarghiamo alle altre regioni adriatiche? Perché è naturale, c'è una regione adriatica, c'è una regione mitteleuropea e sono decisive oggi, ed Aquileia è lì a fare da intersezione e in un certo luogo da simbolo di entrambe. Però io posso dire, io ho parlato spesso in Friuli, questa sera noi tocchiamo un tema, lo comunico a tutti i presenti, che è stato introdotto da una conferenza di 3 anni fa che Iglesias e Furlane ha promosso, che poi è stata ripresa una prima volta dai Colonos, che l'hanno voluta riproporre una seconda volta, arrivando anche a una pubblicazione in italiano, in inglese e in friulano, perché tutti capissero, in realtà friulano, italiano, inglese, giustamente. Questa sera di nuovo si dice: ma facciamo lo stato dell'arte, vediamo a che punto siamo. E a me piace vedere questo scartamento, no? Il tempo che procede e le cose che stanno ferme, no? Cioè c'è questa propria andatura differenziata. Sono passati 3 anni e siamo di nuovo qui a parlarne, con un mondo che tutti intorno parla molto più di Aquileia che di Roma, per capirci. In questo momento Roma non è rappresentativa di nulla se non di un Occidente in crisi. Aquileia, se vogliamo un simbolo, è il luogo dove si possono affrontare le crisi di oggi. Però, ecco, lo devo riferire, se poi mi passate la documentazione la trasmetterò in Puglia, perché magari se ne facciano portavoci, magari riesco a incontrare il governatore Emiliano. Magari qua poi hai il sindaco che è sicuramente una spalla, che penso ti ha dato che sarà subito. d'accordo. Già scritto, ecco, ha già sconfinato anche il sindaco. Senti, hai detto che l'Occidente sicuramente in questo momento è in difficoltà, rischia l'implosione con tutto quello che stiamo vedendo, guerre e non solo. Quindi è un contesto generale mondiale fragile e diciamo anche confuso. Ecco, e quindi la memoria, tu dicevi prima, è fondamentale in questi casi, è fondamentale come argine, è fondamentale come proiezione, è fondamentale perché? Mi permetto di citare una cosa che dico in classe. Secondo me un umanista ha 3 obiettivi rispetto alla polis, rispetto alla sua funzione politica: farsi scienza, coscienza e fantasia della città. Richiamo queste 3 missioni, se vogliamo, delle cose umane, perché la crisi dell'Occidente che noi stiamo osservando non è solo una crisi bellica. Tutto sommato possiamo dire c'è un'area ulcerata in Ucraina e vabbè, a un certo punto col nostro buon disinteresse possiamo dire finché vanno avanti a bombardarsi, a noi cosa ne viene, cosa ci interessa, stante che è un ragionamento miope ovviamente, però alcuni lo conducono. Il problema dell'Occidente è la crisi delle sue strutture, perché quando ieri la Corte Suprema degli Stati Uniti garantisce, afferma che i tribunali ordinari e federali non possono contrastare le decisioni, i decreti che il Presidente emette in forma diretta dopo un'esautorazione di fatto degli organi parlamentari, vuol dire che gli Stati Uniti stanno tecnicamente entrando in un regime autocratico. Gli Stati Uniti sono stati il garante, diciamo così, delle forme democratiche dell'Occidente. E queste sono in difficoltà, l'Europa è obiettivamente in difficoltà. Ora, in questi momenti il problema non è semplicemente far fronte a un'emergenza, ma immaginare il futuro. Ora, immaginare è qualcosa che secondo me rima con la memoria,
Perché la memoria, ripeto, è uno strumento di futuro, se no non è memoria, se no è, ripeto, archiviazione, se no è, se vogliamo, passatismo, scegliamo il termine che preferiamo. Aquileia in questo senso, il cristianesimo aquileiese, perché bisogna anche essere chiari di cosa si sta parlando, si parla di un cristianesimo che probabilmente è di origine apostolica, quindi è del I secolo e da subito dichiara dei caratteri specifici e peculiari. Questi caratteri, che sono validi anche fuori dal perimetro religioso, sono strumenti che formano un'identità. L'identità genera coscienza e la coscienza di sé è lo strumento con cui ci si immagina nel mondo circostante e si immagina che ruolo avere nel mondo circostante. Si è parlato di regioni culturali, si può parlare di regioni politiche, non nel senso partitico, cioè di destra, di sinistra, ma di città allargate, di coscienze, di popoli che non necessariamente coincidono con la dimensione geografica delle nazioni che conosciamo. Questo ad esempio è ciò che Aquileia è sempre stata nella sua storia, dalle origini sino all'epopea del patriarcato, sino oltre la sconfitta del patriarcato. Ora, questi caratteri del cristianesimo aquileiese oggi possono essere strumenti per costruire. Si è poi detto che Aquileia era tollerante. Tolleranza è una parola un po' sinistra, perché dà l'idea del vincitore che tollera, no? Come dire, consente l'esistenza del diverso. Aquileia si è costantemente nutrita delle diversità, si è costruita andando a cercare in tutto il Mediterraneo il meglio che poteva trovare, al punto da diventare, se vogliamo per certi versi, la prima università del mondo cristiano d'Occidente, al punto da diventare un centro di conservazione della cultura cristiana orientale, e quando l'Occidente disimpara il greco diventa il luogo a cui tutti chiedono: ci date una traduzione di questo testo, ci comunicate per favore cosa c'era scritto lì, cioè diventa sede e cuore della sapienza occidentale. Cioè qui non stiamo parlando banalmente di tolleranza, qui stiamo parlando di una costruzione di sé che ha il respiro del mondo. Cioè, io volevo chiederti se ci aiuti a capire questi caratteri, proprio alcuni li hai citati, ma anche altri, e poi leggo una domanda che è riportata in questo volume. Le origini del cristianesimo ad Aquileia e i caratteri salienti di quell'identità valgono ancora un futuro? Allora, comincio con alcuni dei caratteri del cristianesimo aquileiese che io ho scoperto con Remo Caccitti, naturalmente. Io arrivavo con gli studi, come tutti all'università, insomma, delle scuole superiori, e con quell'ideale della grande chiesa, no? Proprio storiograficamente c'è quest'idea della grande chiesa, prima perseguitata, che poi con Costantino finalmente ha la sua più rigogliosa fioritura. E l'ho sempre pensata come una cosa singolare. Remo Caccitti ha attirato la mia attenzione sul fatto che in realtà cristianesimo è parola che si può usare al singolare come il nome delle costellazioni, no? Che hanno il nome al singolare ma raccolgono tante stelle diverse. Aquileia è stata una delle stelle delle origini cristiane. Ma più che questo elemento, ciò che mi colpisce di Aquileia è che per tutta la sua storia ci dimostra una lucida, vorrei dire precoce cognizione di questa sua autonomia, di questa sua identità specifica. C'è stato un cristianesimo latino, quello dell'Africa romana, c'è stato un cristianesimo orientale, quello per lo più alessandrino, ci sono stati cristianesimi siriaci, copti, ce ne sono stati tanti. Però l'unico che rivendica la specificità del suo proprio modo d'essere e che si considera esplicitamente, chiaramente autonomo dagli altri è Aquileia. Quindi già il primo tema è proprio quello dell'autonomia,
che non è un tema solo religioso, è un tema che si può immergere in qualsiasi intenzione di futuro. Un'autonomia, ripeto, che non è murata. È singolare che delle mura di Aquileia non resti quasi niente, per dire che Aquileia non aveva quest'ansia di chiudersi, anzi andava a cercare ovunque, era un'autonomia aperta, coraggiosa, curiosa, ma che sapeva di essere un'identità e che questa identità affermava in quanto tale, cioè caratteristica di fronte agli altri. Ho già detto dell'eccellenza del cristianesimo aquileiese, cioè non un cristianesimo ripetitivo, ma che andava a curiosare, cercare. Certo c'è la parentela con Alessandria che gli autori che abbiamo nominato identificano, ma tutta l'area aquileiese a un certo punto assorbe vescovi dall'Africa, che era un'altra regione cristiana, molto diversa dal punto di vista della prassi religiosa e delle modalità. Fortunaziano è africano. Il latino degli aquileiesi rivela una forte parentela con il latino africano, il latino dei cristiani d'Africa. I caratteri giudaici che Aquileia mantiene fin oltre il V secolo, quando insomma non erano più così graditi. Voglio dire, la ricerca del meglio e la capacità della conservazione. Quando agli inizi del V secolo Rufino commenta il credo, ha l'ansia di essere fedele ai maiores nostri, i nostri antenati. E anche qui il tema della memoria, ricordare, conservare. E poi mi limito solo a 3 accenni in quel credo che con Glesi e Furlane abbiamo discusso in 3 incontri che mi hanno stupito, perché il credo di Aquileia presenta 3 caratteri autonomi, 3 caratteri specifici che Rufino sottolinea e che dice chiaramente: questi sono i nostri. Lo dice non con una logica oppositiva, perché dice questi si armonizzano con le professioni di fede di tutti gli altri, però sono i nostri. Faccio presente che nel 400 discutere di credo era molto delicato, perché dai tempi di Nicea 325 che chi tocca il credo muore, che tutti dovevano avere la stessa professione di fede. Ad Aquileia ancora nel 400 si dice no, questa è la nostra professione di fede, con i nostri caratteri. E quali sono questi 3 caratteri? Il Dio invisibile e impassibile, un'aggiunta rispetto al credo ordinario, che riporta ancora a delle dispute teologiche morte e sepolte del II secolo, ma che ad Aquileia si tengono vive, e che porta l'idea di una teologia, come dire, idealmente molto alta, cioè che non si basa sulla personalità di Dio, ma che lo vuole addirittura porre a un livello più alto, invisibile e impassibile. È la capacità di un'idea che non voglio definire astratta, ma che certamente è meno implicata nella sua visibilità quasi intellettuale. E poi la discesa di Cristo agli inferi. Gesù tra la morte e la risurrezione, cioè tra la morte e il mostrarsi vivo agli apostoli, scende agli inferi. A che fare? Fare una gita? A riscattare tutto l'Israele che attendeva la salvezza. E dunque un cristianesimo che rivendica la sua parentela con il giudaismo, la rivendica fortemente agli inizi del V secolo, dove la cosa è delicatissima, per non dire scomoda. E infine una cosa di una modernità infinita, non la risurrezione della carne, ma di questa carne, che vuol dire io non sono disposto ad accettare un'idea di salvezza che non consideri anche questo corpo, perché io sono, e questa è antropologia giudaica in un mondo platonico, come era quello del V secolo, io sono intrinsecamente e lo spirito e il corpo. Non c'è una parte che si butta via. Ora, solo questi 3 temi, la capacità di una riflessione teoretica più alta, non solo slogan, non solo discorsi banali, non solo discorsi, vorrei dire materiali, per usare un termine forse inesatto ma più chiaro. Dall'altra parte questa capacità di poter professare i propri ideali solo rivendicando il loro valore per tutta la propria storia. E infine questa antropologia profondamente umana, profondamente incarnata. Pensate oggi al dibattito sull'identità
di genere, sulla corporeità, sulla ricezione della corporeità. Pensate all'attualità di questi temi. Ecco, questi 3 temi, che sono religiosi in origine, possono essere declinati anche in un contesto culturale più ampio. E segnalo che stasera con 35 gradi siamo qui almeno in 60 e che 3 incontri che sono stati fatti su queste 3 minuzie, addirittura un incontro fatto su una parola, questa carne, hanno richiamato più di 100 persone volta per volta. E questo vuol dire che oggi l'Aquileia cristiana è ancora viva, è ancora presente. Non è un atto di ingegneria culturale rilanciare Aquileia, ma è la presa d'atto di una realtà che sussiste e che non trova rappresentanza, cioè la trova in Puglia. Quindi, torno a dire... Trasferiamo Aquileia. Non ci trasferiamo noi giusto per l'estate che c'è un bel mare, però voglio dire, guardate che la dimensione culturale, se non genera una risposta politica, è pura velleità. Biasutti, Pressacco, Jacumin, Cacitti e i loro lavori naturalmente non campano 10 anni se non vengono tradotti, se non ricevono una rappresentanza politica, se non diventano strumento per la costruzione della polis. Io ce li ho a casa mia, a me non cambia niente, me li leggo, ogni tanto sfoglio e dico, diavolo se erano intelligenti, a me va bene così, ma se non si vuole che col mio pensionamento queste cose vadano dimenticate, devono diventare strumenti di costruzione, se no sono destinati alla dimenticanza, come tutto in natura. Ernesto De Martino e poi taccio perché sennò noi abbiamo purtroppo lezioni di 2 ore in 2 ore in università, quindi ci tariamo mentalmente per rispondere sempre su questa durata, per cui ogni tanto anche mia moglie mi dice cosa prendiamo al supermercato, io inizio lunghe allocuzioni, esatto, e la cosa non è balsamica. Però Ernesto De Martino diceva che specifico dell'umanità è di trasferire nel valore ciò che in natura corre verso la morte. La natura dà vita, ma anche la reclama a un certo punto. Ed è proprio dell'essere umano opporsi a questo processo e dire no, questo non te lo concedo. Questo io lo voglio salvare perché questo per me vale. Non si può fare per tutto, bisogna scegliere, ma è specifico nostro, è ciò che ci connota. Allora, sicuramente c'è l'Aquileia, perché abbiamo parlato tanto di Aquileia, ma poco fino adesso degli aquileiesi. Allora volevo farti questa domanda. C'è l'Aquileia monumentale, c'è l'Aquileia archeologica che tutti conosciamo e che visitiamo, andiamo lì, bellissima e sicuramente straordinaria e incantevole. Poi c'è l'Aquileia cristiana, della quale questa sera stiamo assolutamente parlando e approfondendo questo tema. E quindi ti chiedo, cioè, cosa vuol dire essere aquileiesi oggi? Cioè essere vessiliferi di quell'identità della quale stiamo parlando e quindi avere il coraggio, la capacità, la curiosità di studiare e poi, come hanno fatto i padri che tu hai citato, di diffondere e di in qualche modo insegnare attraverso anche sicuramente la memoria e quindi portare avanti questo messaggio? Tanto grazie della domanda perché secondo me tocca un punto decisivo. Aquileia è la città, è quel sito monumentale di impareggiabile valore. Io continuo a dire, il sindaco di Aquileia lo sa, ma non è una confidenza che ci scambiamo, secondo me Aquileia non ha nulla da invidiare a Pompei, non ha nulla da invidiare a nessun sito del mondo antico, anche perché Aquileia per la gran parte è ancora da scoprire, cioè quello che ci ha dato è una quota di quello che può ancora offrire e quindi come dire, c'è questa dimensione archeologica, monumentale che è indiscutibile. Se uno vuol capire la Roma antica è più facilitato ad Aquileia che non nella Roma attuale.
dove ovviamente la monumentalità trovava un'espressione ciclopica, ma dove l'interferenza delle successive fasi storiche rende più difficile capire, cogliere cosa significasse la dimensione della vita nella romanità. Oltre ad avere Aquileia, alcune cose non ci sono neanche a Roma. Segnalo sempre che i mosaici dell'Aula Sud, 37 per 20 metri, sono i mosaici a ciclo continuo più grandi di tutta la storia antica, classica e preclassica. Cioè non ce n'è un altro di uguale estensione. Ma c'è Piazza Armerina in Sicilia. Sì, se sommi tutte le sale hai una cifra superiore, ma non c'è nessuna sala a ciclo continuo di questa dimensione di tutto il mondo antico. Ecco, nemmeno a Roma, nemmeno nelle grandi capitali del mondo classico e preclassico. Però questa dimensione monumentale, per molti versi la si può considerare condivisibile da altri luoghi, ma quello che solo ad Aquileia c'è è una tradizione cristiana contenuta e leggibile, nel senso che noi dal primo secolo fino alla genesi del patriarcato, che però è figlio di questa tradizione, leggiamo una storia, una tradizione, un'identità cristiana che si esprime attraverso le idee, con una documentazione estesa, perché abbiamo i mosaici, abbiamo Vittorino di Petovio, abbiamo Fortunaziano, abbiamo Cromazio, abbiamo Rufino, abbiamo lo stesso Girolamo, cioè abbiamo una letteratura aquileiese, abbiamo una scuola aquileiese, abbiamo una cattedrale aquileiese, abbiamo un'arte aquileiese, cioè abbiamo una storia a tutto tondo che non solo noi, ma che già in passato si riconosceva come autonoma. E questo è un fatto unico. Esserne eredi oggi significa intanto conoscere. Io ho questa simpatica esperienza che tante volte venendo in Friuli mi sento dire: ah, ma io di queste cose non ho mai sentito parlare. Per me è molto gratificante perché insomma vengo qui ad aprire orizzonti che però in realtà sono stati aperti da Biasutti, Pressacco, Iacumine, Caciti, quindi non è che sia stato proprio io a fare queste scoperte. Io, mettendo a sistema un po' le fonti, un po' questi studi, mi limito a dire: ma perbacco, ma questa è una cosa enorme per dimensione. Tiene della tradizione africana, del cristianesimo dell'Africa romana, tiene della tradizione alessandrina, la grande Alessandria d'Egitto, che continuiamo a sentir citare inesorabilmente, Clemente e Origene, fine, perché poi Origene se ne va a Cesarea ed Eusebio è a Cesarea. La grande Alessandria ha due autori, Vittorino, Fortunaziano, Cromazio, Rufino, Girolamo, Zeno di Verona, Gaudenzio di Brescia. Questi sono tutti aquileiesi. Ora, dico, per Bacco, che cosa significativa? E noto che pare, a parte alla Puglia, pare non interessare a molti. Cosa significa essere aquileiesi oggi? Significa conoscere questa tradizione, conoscere questa identità, non per fare i muretti in giardino. Anche qui sono stato interrogato sull'Aquila friulana. Ma dovremmo rimetterla nel... Il primo simbolo dell'Aquileia patriarcale era la facciata della chiesa di Aquileia. L'Aquila viene inserita quando ci si fa parenti del Barbarossa. Dico, ma almeno il simbolo è una facciata di chiesa con le due torri, come doveva essere la Basilica di Aquileia. Questo è il primo simbolo di Aquileia. Giusto per dire una cosa piccola, se volete, stupida, se volete, ma che vi dà la quantità di buchi che ancora vanno colmati. Essere aquileiesi significa, ad esempio, immaginarsi come un crocevia mitteleuropeo, non del Friuli, non tra Udine, Gorizia, Trieste, quello che vi pare, ma della Mitteleuropa e del mondo mediterraneo. Quella Mitteleuropa che sembra chiusa nel centro continentale dell'Europa, il Friuli potrebbe aprirla all'esperienza mediterranea e viceversa, quello che oggi manca.
Essere aquileiesi oggi potrebbe significare immaginarsi come centro di eccellenza culturale, come luogo di sintesi di espressioni culturali non solo nazionali. Essere aquileiesi oggi potrebbe significare essere luogo in cui si sostiene la ricerca, anche quella meno immediatamente spendibile, il Dio invisibile e impassibile, dove si riescono a immaginare le cose più distanti dalla pratica del quotidiano. Può significare, ad esempio, essere un luogo che rilancia l'uso politico della storia, non in senso ideologico, ma di una politica che si fa rispettosa delle tradizioni, il descensus. Essere aquileiesi oggi può significare ridiscutere il tema dell'identità, questo corpo. Cioè, ci sono tanti stimoli che guardano al futuro, che non sono il mettersi in costume da aquileiesi e immaginare un passato che non tornerà, come nessun passato torna, ma farne memoria, appunto, farne fibra della vita quotidiana e progetto politico del futuro. Tutto questo vale un futuro? Per venire alla domanda. Secondo me, se non in questo momento, quando? Se non in questo mondo ci eravamo abituati all'idea di una società senza guerra, di un Occidente che sì, poteva flettere nella politica dell'alternanza, ma che era solido, si sapeva dove andava a parare. Ora che tutto questo viene meno, non è forse il momento di immaginarsi un mondo diverso? Perché non farlo da aquileiesi? Perché non farlo aggregandosi attorno a un'identità che è forte sin dal primo secolo? E chiudo, un'identità che in un mondo che è, al di là della confessione individuale, certamente un mondo cristiano, perché è stato forgiato dalle idee, purtroppo per fortuna, non ne faccio un discorso che è stato forgiato dalle idee del cristianesimo, quella aquileiese è un'identità di età apostolica. Del primo secolo, la Milano ambrosiana fa capo alla vita di Ambrogio. Cioè, tenete conto che avete un patrimonio che tolta Roma in Italia non ha nessuno e in Europa tanto quanto. Questo per dire che non sono avanzi della storia quelli che avete ad Aquileia. Ma se non ci sono gli uomini di riferimento non serve a niente. Noi siamo storici e noi facciamo il discorso esortativo, per il resto c'è il sindaco di Aquileia, ci sono le istituzioni. Ma... Ecco, risparmiaci la Puglia. Perso l'occasione. Però, scusa, tornando al tema dell'identità, e allora l'identità è lingua, linguaggio o comunità? E te lo chiedo perché, rispondendo alla domanda proprio in questo volumetto, cosa vuol dire allora essere aquileiesi? La risposta immediata, intanto, vuol dire non accontentarsi di essere una provincia. Cioè? Allora, per venire a quel che citavi di questo volumetto, Aquileia non si è mai sentita periferia. Se voi adesso andate a leggere le storie del cristianesimo aquileiese, tardivamente, in età costantiniana, missionari di Roma arrivano e portano il Vangelo e poi si creano queste belle leggende attorno a cui in qualche modo ci si rifà un passato. Io in tutti i testi aquileiesi che ho letto, e francamente ormai qualche confidenza ce l'ho, non ho mai trovato l'idea di una subalternità a nessuno. Cioè, chiaramente non la pretesa di essere il centro del mondo, ma assolutamente nessuna sensazione di essere periferia di nulla. E torno a dire, questa consistenza di Aquileia, la storia di oggi la sta riportando in evidenza, per quello che abbiamo detto sin da principio. Dopodiché, essere aquileiesi è lingua, è linguaggio, è contenuto, secondo me è innanzitutto espressione di qualcosa che si è già. È il discorso della lingua che facevamo prima.
La lingua è uno strumento, in larga misura, perché io vi parlo in italiano, se parlassi in tedesco probabilmente ci capiremmo molto di meno, non lo so fare, ma sapendolo fare magari ci capiremmo molto di meno. La lingua è uno strumento che mi serve, ma il modo in cui parlo, le idee che richiamo, il lessico stesso che impiego, dicono chi sono io, esprimono la mia identità. Ecco, secondo me Aquileia è innanzitutto questo, è l'espressione di una nazione, di una patria, che nei fatti esiste, perché questa platea a Milano, io sono semplicemente perché siamo 4 gatti anche a Milano, delle varie università, sono stato cooptato nell'Accademia Sant'Ambrosiana, della Biblioteca Ambrosiana, che è l'organo nobile della Arcidiocesi di Milano, e ogni 2 anni organizziamo un convegno di studi sant'ambrosiani. Tolti i relatori che sono costretti a stare lì ad ascoltarsi vicendevolmente, quando va bene abbiamo 7-8 persone e siamo a Milano a parlare di Ambrogio ogni 2 anni. Guardatevi stasera, essere aquileiesi oggi vuol dire esprimere questa identità, che senza far più battute è un'identità che non ha rappresentanza. E questo è il dramma. Questo è il problema, secondo me, che questa identità nei fatti non ha rappresentanza. Il caso pugliese, che ora cito seriamente, serve a farvi capire quanto sia leggibile l'eccezionalità di questa identità. Perché che un'altra regione finanzi gli studi su Aquileia, perché in quanto regione adriatica dice, ma se è vera quell'ipotesi, anche noi non siamo più periferia di Roma. Perché anche sul cristianesimo pugliese, quindi sulla nascita della Puglia moderna, grava lo stesso pregiudizio dei missionari romani che tardivamente arrivano. Ma se aveva ragione Pressacco, se Aquileia è stata quella roba lì, allora anche noi non siamo più derivazione. Questo per farvi capire quanto è leggibile e quanto ci si potrebbe investire. Però, scusa, poi te le cerchi, su quanto si potrebbe investire, allora leggo questa domanda che c'è sul libro e che chiude la conferenza dell'altro giorno, di 2 anni fa. La domanda semplice che dobbiamo porci è allora, in fin dei conti, soltanto una. Il futuro della memoria di Aquileia vale più o meno dello 0,062%? Una domanda così semplice merita una risposta altrettanto chiara. Sì, io sono sciocco a cercarmele, però sarà il clima estivo, fa anche piacere togliere i guanti ogni tanto, magari d'inverno li si tiene più volentieri. Quella domanda nasceva dall'avere in più occasioni avanzato un'ipotesi operativa, cioè va bene, il cristianesimo aquileiese ha questo potenziale, ma perché questo potenziale si sprigioni deve essere un po' conosciuto. Ci siamo detti prima che anche in Friuli non è che proprio tutti ne sappiano, si sa del patriarcato, ma meno della sua origine. E allora io ho proposto, non date fondi a me per scrivere libretti, non date a me uno stipendio, io sono già professore associato, satis, poi se ve ne avanzano raccogliamo tutto noi, ma detto questo, la proposta era, facciamo una cosa sensata, e approfitto del luogo, prima della conferenza mi hanno mostrato qua dietro una struttura faraonica che il parroco di questa parrocchia, l'ultimo parroco di questa parroco residenziale di questa parrocchia ha costruito, cioè addirittura 2 sale per conferenze, una maggiore e una minore, la strumentazione per un'intera radio, degli appartamenti come foresteria. Aveva fatto una cosa gigantesca per creare una radio e un centro culturale qui. Aveva costruito una struttura. Naturalmente, venuto meno il parroco, la struttura è implosa. Allora la mia idea è stata, anziché fare l'ennesima struttura, creiamo dei finanziamenti ad hoc per avviare delle carriere accademiche di ricercatori che studino Aquileia e li mandiamo in giro.
Così creiamo una rete di studiosi e di ricercatori che lavorano solo sul cristianesimo aquileiese, che a loro volta creano dibattito, usano in modo, tra virgolette, parassitario l'università e fanno diffondere questa conoscenza, formano gli insegnanti delle superiori, la rendono cultura condivisa. E ho delineato sulla base dei costi che erano di 3 anni fa delle università un progetto che equivaleva allo 0,062% del bilancio annuale del Friuli, dicendo che quell'unico stanziamento avrebbe garantito 4 carriere di 25 anni di insegnamento. Facendo i conti, un docente tiene 2 corsi all'anno, 25 anni di insegnamento per 4 fa 100 corsi, 100 anni, per 2 fa 200 corsi. Una classe in media è di 7-8 studenti, facciamo 10 perché non sono in vena di fare molti conti, formiamo 2000 professori che conoscono il cristianesimo aquileiese, che a loro volta lavorano 30 anni. Con quante classi, di quanti studenti? E mi dicevo, questo investimento, per il quale io non avrei percepito, ci tengo a dirlo, un centesimo, questo investimento vuol dire creare una scuola, vuol dire rendere il cristianesimo aquileiese l'indirizzo di ricerca nel settore della storia delle origini cristiane. Perché se metti 4 docenti in cattedra, il mio raggruppamento disciplinare in tutta Italia ne ha 18 di colleghi. Mettetene 4 solo su Aquileia, avete guadagnato l'attualità degli studi. Anche gli altri vengono dietro, perché dopo un po' parlano tutti di questa Aquileia. Tu cosa fai? Non ne parli? Io è da 3 anni che attendo la risposta chiara a quest'unica domanda. Se volete cito la Puglia. No. Avviamoci verso la conclusione ancora con un paio di domande, sempre su Aquileia, perché ovviamente Aquileia è anche durata molto, no? È durata a lungo. Come mai? Per quali caratteristiche secondo te, secondo i tuoi studi? Beh, innanzitutto, secondo me ciò che ha dato tanta longevità ad Aquileia è stata una longevità non locale, nel senso che finché il patriarcato è esistito ha avuto una dimensione, come dire, interregionale perlomeno. Ma già il cristianesimo aquileiese, Zeno di Verona, Gaudenzio di Brescia, erano chiaramente interlocutori e referenti di Chromazio di Aquileia. Non voglio dire suffraganei, cioè vescovi dipendenti da, ma è chiarissimo, ci sono talmente tanti elementi di prossimità dal punto di vista teologico che ci fa capire che sin dalle origini il cristianesimo aquileiese, la chiesa di Aquileia, che poi diventerà patriarcato, ha una dimensione che non è locale. Quindi è un fenomeno non solo longevo, ma anche particolarmente incidente. Quando i Della Torre a Milano non riescono a prendere il controllo sulla città, vengono ad Aquileia, perché Aquileia aveva la forza sufficiente per schiacciare Milano in questo progetto di genesi dell'Europa centrale. Quindi è una realtà longeva e incidente per dimensioni. Secondo me l'elemento fondamentale che garantisce all'esperienza aquileiese questa longevità è la coscienza dell'identità. Perché attraverso una forma cristiana specifica che si traduce in una prassi religiosa e in una addirittura professione di fede caratteristica, attraverso un uso specifico dello studio e della formazione, persino attraverso una coreusi, una danza caratteristica, un canto caratteristico. Il cristianesimo aquileiese, la Chiesa aquileiese, il patriarcato aquileiese dimostrano di avere chiara la coscienza della propria specificità, della propria identità. E questo elemento fa sopravvivere Aquileia a cataclismi a confronto dei quali le nostre ulcerazioni contemporanee sono poco o niente. Per questo la memoria è strategica per il futuro.
Come fa Aquileia a sopravvivere al crollo del mondo romano d'Occidente, stando lì dove continuano ad arrivare popolazioni nuove che si massacrano l'un con l'altra e continuano a subentrare nel governo politico? E Aquileia placidamente va avanti. Come fanno ad andare avanti usi e costumi religiosi del I secolo sino al XVII secolo? Perché c'è chiara la coscienza del loro valore e c'è, per chi è aquileiese, la coscienza di essere aquileiese. Una coscienza che non ha rivendicazioni, ripeto, come dire, avversative del resto del mondo, ma che è chiara nel dire: siete quello che siete, siamo quello che siamo. Se avete qualcosa di buono da offrire, siamo i primi a recepirlo, ma noi siamo una storia, siamo un'identità che non siamo disposti a barattare. Ed è questo, secondo me, l'ingrediente, questa coscienza che nei documenti costantemente riaffiora, perché, insisto, questo non è il lavoro dello storico che dall'esterno dice: "Toh, guarda, dipingevano tutti la casa di verde". Questo è il lettore che nel testo trova esplicitamente dichiarato: noi siamo così, i maiores nostri dicono così, l'uso, la tradizione, la chiesa di Aquileia sono questa roba qui. Quindi non è una deduzione critica, è la presa d'atto di quello che esplicitamente ci dice tutta la storia del cristianesimo aquileiese. Coscienza, identità. Io immagino che la platea che hai questa sera sia composta soprattutto da aspiranti aquileiesi, proprio con i contenuti e i valori che hai enunciato questa sera. E allora però dai anche un suggerimento su come allenare, tornando al tema di prima, in questa palestra, la coscienza e l'identità con alcuni elementi proprio per guardare al futuro in maniera più consapevole nei confronti di Aquileia ed essere quindi aquileiesi autentici. Beh, dal mio punto di vista c'è da un lato l'informarsi, l'apprendere, il conoscere e il trasmettere. Questo, sin dalle origini della cultura biblica, è il senso della nazione di Israele: conservare una storia e trasmetterla. Quindi farsi attori, come Ruffino aveva fatto, custodi di questa memoria, custodi di questa coscienza, ma anche responsabili della sua trasmissione. E poi aggiungo anche, come funzionava una volta, così dovrebbe funzionare anche oggi, premere perché questa identità guadagni una rappresentanza, venga ascoltata, perché il problema sussiste. Io capisco lo sforzo dei singoli, ma se io, che sono a merito o meno professore associato in un'università grande di una città che ha appeal, io non riesco a cavare un ragno dal buco, come possiamo pensare che sul volontariato dei singoli tutto questo si preservi? Non è un modo per deprimere, perché non è questo il senso, bisogna andare avanti. C'è una cosa che mi commuove ogni volta che la leggo. Durante il terremoto, Remo Caccitti ebbe il ruolo che ebbe, ma le prime fasi si alimentarono attraverso questo giornale della Tendopoli, no? Chiase Nestre. E nella pubblicazione di tutte le uscite di questo giornale della Tendopoli fu chiesto a Remo di fare una premessa che aveva il titolo "O vins combatut". E io l'ho presa come una lezione: bisogna combattere, non solo quando la vittoria è probabile, andare avanti, insistere. Questo è un invito, però bisogna anche essere chiari, cioè serve una rappresentanza. Non si può pensare di andare avanti da singoli nella disattenzione istituzionale. Questo no. Per cui, secondo me, le vie sono, da un lato, coltivarsi, sentire la responsabilità di quella memoria, sentirsi chiamati, se si vuole essere aquileiesi, a conoscere quella storia, a farne parte, ad assumerla nel proprio costume di vita, ma d'altra parte anche fare massa critica, anche esigere rappresentanza. Perché va bene fare altre 6 rotonde sulla Pontebana, facciamo rotonde, d'accordo,
però vorremmo anche mettere al sicuro queste cose per le generazioni che vengono, perché poi la memoria è anche una responsabilità. C'è ciò che piace a noi della memoria, ma c'è anche ciò che lasciamo. È come il giardino di casa, se non lo coltiviamo diventa presto un luogo inospitale. E la memoria è una responsabilità che dice anche il lascito che vogliamo accantonare per il futuro. Senti, chiudiamo con una curiosità che ho da prima, quando hai detto vengo qui, parlo di Aquileia, mi fa queste cose, non le sapevo. E quando vai in giro invece che reazioni hai, che suggestioni, curiosità hai, quando parli anche all'università di Aquileia? Allora, io vi posso dire questo, tralasciando il caso pugliese, ma lo cito per dire appunto, ho menzionato questa storia, ho ottenuto dei risultati seduta stante. Il primo finanziamento l'ho avuto perché facevo vedere come un architrave dell'antica cattedrale di Monopoli rappresentava il Cum Rex Gloriae, che è un inno aquileiese. Dicevo, vedete, l'aveva già detto Pressacco anni fa, qui avete la traccia monumentale. Bastato questo per farli partire. In classe io ho il mio piccolo gruppo di ricerca, composto da alcuni che sono in dottorato nelle migliori università europee, altri che lo sono in Italia, altri anche un po' più giovani, che annualmente vogliono fare il pellegrinaggio ad Aquileia perché ci tengono, gli piace. Un collega, mio buon amico, che insegna ad Harvard, l'anno scorso, anziché portare gli studenti di dottorato a Gerusalemme, come facevano ogni anno, gli studenti in dottorato della Theology School di Harvard, li ha portati ad Aquileia. Ad Aquileia, poi anche a Roma, hanno fatto tutto un giro, alla fine mi ha detto, ma sai che c'è? Io ho chiesto, viaggio di studio, poi vabbè, avevano preso anche il gelato, mandavano per ricerca, alla fine ho chiesto qual è la meta che vi ha impresso, e tutti hanno risposto Aquileia. Parliamo di Harvard, ai colleghi europei quando dico sì, però se mettete in ordine le cose e guardate quello che i testi asseriscono, non quello che vi dico io, notate che qui c'è qualcosa di più. E la reazione è che già in 2 monografie negli Stati Uniti hanno richiamato l'interpretazione dei mosaici, su cui si è cercato di fare un po' il punto tra tutte queste linee di ricerca. Cioè, vi ripeto, non è una cosa difficile da fare apprezzare. Aquileia, e mi riferisco all'Aquileia cristiana, non è un argomento complesso da far riconoscere a livello scientifico, a livello politico, a livello latamente culturale. Ed è di una freschezza da 1000 motivi, anche metodologici, ora non abbiamo il tempo, ma per cui il suo impiego sarebbe semplicissimo anche in una logica di diplomazia culturale di cui questa regione si potrebbe servire, per dire fermi tutti, ci siamo e non siamo esattamente la periferia del Veneto o l'anticamera del mondo slavo, siamo quelli che vi hanno insegnato a stare al mondo. Io posso arrivare fin qui. Ecco. Grazie. Grazie. Grazie.